E rieccoci tornati in diretta per la seconda delle 3 trasmissioni di quest'oggi, 3 anche domani, venerdì 10 luglio, in diretta dal deore esterno del City Bar Tergesteo in Piazza Verdi, che ovviamente già da alcuni anni ci ospita nel periodo estivo. Una bella giornata calda, però la mattina qua si sta all'ombra, per cui anche insomma, è ottimo passare un'oretta in vostra compagnia qua all'esterno, per cui se avete voglia di venirci a trovare siamo qui. Con noi un amico di Trieste Caffè che ci viene sempre a trovare con molto piacere, ovviamente sempre in streaming, qui lo riabbiamo in presenza dopo un po' di tempo, come poi tutti gli altri. È Enrico Sossi, autorevole esponente, giovane esponente del Movimento 5 Stelle. Ciao, benvenuto Luca. Enrico, come stiamo? Grazie, bene, buongiorno a te e buongiorno anche a chi ci segue in diretta. Tanti temi, perché mancano 10 mesi alle prossime elezioni amministrative, poi insomma tra comunali, forse provinciali, le politiche, forse pure regionali, il prossimo anno insomma staremo tutto l'anno a votare, quindi faremo anche tanti appuntamenti politici in più. Sì. Partiamo subito dall'attualità. Ci dovremo divertire. Sì, insomma. esatto. Arriveremo stremati sì, a esatto, dicembre. Arriveremo alla fine che non saremo in grado di governare per il sfinimento. Esatto, perché dovremo stare 2 anni in letargo. Però ci stiamo preparando. Qual è oggi secondo te il problema più urgente di Trieste? Perché la politica non riesce ancora a risolverlo? Ma io penso che di base il problema più grande, che non solo a Trieste, ma ha anche un po' tutto il Friuli Venezia Giulia e c'è anche un po' in tutta Italia, è questa continua fuga dei giovani e dei ragazzi che si formano all'università e alle europei, e che poi effettivamente, visto che i salari sono molto più alti negli altri paesi europei e anche in altre parti del mondo, poi alla fine non tornano sul nostro territorio, quindi noi andiamo ad avere non solo una perdita delle competenze che questi stessi giovani rappresentano, che hanno acquisito e che noi abbiamo pagato la loro formazione, noi tutti come collettività abbiamo pagato la formazione attraverso le scuole e le università di questi ragazzi, quindi perdiamo non solo le competenze ma anche proprio materialmente i ragazzi e le ragazze. E allora dopo ovviamente noi possiamo anche andare a parlare di invecchiamento della popolazione, però uno dei fattori principali a mio parere è proprio la fuga dei giovani all'estero, e questo è un problema che riguarda anche Trieste. Purtroppo Trieste è una città che, lo sappiamo, è sicuramente è una città che già di per sé ha una percentuale di anziani maggiore rispetto ad altre città in Italia, e da alcuni punti di vista è una città che non va a valorizzare, a mio avviso e a nostro avviso, non solo penso come Movimento 5 Stelle, ma un po' anche come questa coalizione che stiamo costruendo, che si chiama Futuro in Comune, quindi un po' come opposizioni che ci stiamo coalizzando assieme. Secondo noi anche la partecipazione dei giovani non solo alla politica ma alla vita pubblica dovrebbe essere valorizzata, per dare, appunto, dando più strumenti ai giovani, e questo qua io penso sia una sfida generazionale che, se riuscissimo a risolverla anche tutti assieme come forze politiche, maggioranza e opposizione, allora forse riusciremmo, non dico a risolvere tutti i problemi, però potremmo iniziare a ragionare anche un po' più a lungo termine. Purtroppo in Italia spesso si ragiona a breve e medio termine, ma troppo poco a lungo termine. Invece, soprattutto noi che rappresentiamo le nuove generazioni che si avvicinano alla società, in questo caso anche alla politica, penso sia nostra responsabilità poter anche dire: guardate, adulti, guardate signori, guardate società, che dobbiamo ragionare in funzione anche dei prossimi 50-60 anni. E a questa questione poi dopo possiamo legare le pensioni, il fisco, possiamo veramente legare tante cose, e penso che questa sfida riguardi anche Trieste. Mi rendo conto che ovviamente è una sfida complessa che necessita degli interventi da parte dell'Unione Europea, del governo nazionale, della regione e anche del comune, quindi deve esserci una collaborazione da parte di tutti gli enti, una nostra proposta che porteremo avanti non solo nei prossimi 10 mesi, ma lo sapete, lo portiamo avanti già da tempo, e anche io lo faccio in prima linea, e la reintroduzione, far ripartire la consulta dei giovani di Trieste, che potrebbe essere un organo che potrebbe avvicinare i giovani al processo decisionale della loro città, quindi far partecipare i giovani
e cercare effettivamente di coinvolgerli nelle scelte e quindi renderli partecipi ed evitare che ci sia poi anche un loro disinteresse rispetto alle sorti della città. Io penso che sia molto importante che io, visto che io ho 22 anni, che anche i miei amici e i miei colleghi universitari e i miei ex compagni delle superiori possono effettivamente avere la possibilità di rimanere e di farlo anche con il sorriso. In questi giorni avete acceso i riflettori sul progetto di Portovecchio e tu hai detto che non siete contrari all'opera, ma il metodo, che cosa cambieresti concretamente? Ma allora, hai detto bene sul fatto che, citando le mie parole, penso sia quello più importante. Noi non vogliamo fermare lo sviluppo della città e la riqualificazione di Portovecchio, a differenza di uscite infelici. Noi vorremmo semplicemente che nel progetto di Portovecchio vi sia una partecipazione maggiore non solo della cittadinanza, ma anche degli altri enti pubblici che appunto vorrebbero contribuire. Faccio un esempio: nel processo, nell'iter di screening per la via, e spiego cosa vuol dire, la Regione ha dovuto valutare se sottoporre il progetto di riqualificazione di Portovecchio alla valutazione di impatto ambientale, che è un iter, quello della valutazione di impatto ambientale detta via, che dura diversi mesi e che quindi avrebbe potuto un minimo rallentare anche il progetto, e ce ne rendiamo conto. Però questa valutazione di impatto ambientale serve proprio a valutare gli impatti che questo progetto di riqualificazione, i cantieri, tutto ciò che ne consegue potrebbe avere non solo sull'ambiente ma sulle aree circostanti, soprattutto i rioni di Roiano e Gretta. All'interno di questo processo in cui la Regione doveva valutare se applicare questa valutazione oppure no, ci sono stati dei contributi da parte della cittadinanza, tra cui anche i nostri, ma soprattutto c'è stato anche un contributo per esempio dell'Agenzia regionale della protezione per l'ambiente, l'ARPA. E cosa chiedeva l'ARPA? Ha chiesto a Costim, che è l'azienda che propone il progetto al comune e quindi ha dovuto rispondere a queste osservazioni, effettivamente di avere delle maggiori tutele ambientali. Dal canto nostro, come Movimento 5 Stelle, noi abbiamo chiesto appunto che ci fossero dei chiarimenti da parte di Costim, che ripeto è l'azienda che ha proposto il progetto, rispetto a possibili criticità urbanistiche, ambientali, ma anche legate alla fauna, e poi anche c'è una questione anche legata alla centrale termoelettrica, che potrebbe avere degli impatti. In ogni caso noi abbiamo semplicemente chiesto che ci fosse un percorso più partecipato, più trasparente e che tenesse in conto anche queste cose. Dopodiché c'è poi anche una valutazione che non riguarda semplicemente questo processo di valutazione di impatto ambientale, ma anche proprio il progetto di riqualificazione pensato da Costim, che è questa, cioè ovvero che si prevede una residenzialità all'interno di Portovecchio, quindi appartamenti, magazzini trasformati appunto in appartamenti e condomini, che alla fine molto probabilmente potranno essere acquistati e utilizzati solamente da chi effettivamente ha i soldi per farlo. E chi ha i soldi per acquistare in un'area riqualificata da zero, in centro a Trieste? E la stessa cosa potremmo fare un ragionamento anche per tutto quello che riguarda effettivamente il vero centro di Trieste fino anche a Viale 20 Settembre, ovvero chi può acquistare questi appartamenti. E ovviamente li possono acquistare soprattutto questi, come dire, turisti austriaci tedeschi che vengono qua a Trieste e che appunto hanno i soldi per comprarsi l'appartamento in cui vengono in estate. Ora, avere degli appartamenti che sono pieni solo in estate in Portovecchio, quando invece ci sono giovani e soprattutto residenti in generale a Trieste, cioè chi vive, i triestini e le triestine, ovvero chi vive la città, che paga degli affitti stratosferici o che invece se vorrebbe acquistare casa a Trieste non riesce a farlo, allora queste persone appunto sono in netta difficoltà rispetto invece a queste persone, questi turisti che vengono da fuori. E allora secondo noi dovrebbe esserci invece una residenzialità che possa dare appunto maggiore spazio e maggiore centralità e attenzione ai giovani, ai triestini, e ovviamente poi dopo si può fare anche un ragionamento rispetto a chi viene da fuori e vuole anche fare degli investimenti sul territorio. Però la stessa cosa quando anche si parla di turismo, ne parlavamo qualche giorno fa. Al primo posto devono esserci le priorità dei triestini e di chi vive la nostra città, compresi i giovani che vengono a studiare qui fuori sede all'Università degli Studi di Trieste. Noi dobbiamo mettere loro come nostra priorità e poi ovviamente capire come
collegarci, come far arrivare investimenti. Però in primis Trieste deve essere per i triestini e per le triestine. E un'altra vostra battaglia, soprattutto tua, storica di questi mesi qua, riguarda il tram di Opicina, che insomma sembra, da notizie di ieri, che si va verso una risoluzione positiva. Sì, appunto, ieri c'è stata questa commissione consigliare in Consiglio Comunale che abbiamo chiesto noi, ha chiesto Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle. È una cosa a cui veramente teniamo molto, a cui io tengo particolarmente, non solo perché risiedo a Opicina e io sono andato alle medie alla Corsi, per cui come dire, ho utilizzato il tram fino all'ultimo minuto del 2016 per quanto fosse possibile, ma soprattutto ci teniamo perché riguarda un servizio pubblico che garantisce di poter arrivare a casa, di poter arrivare in centro da casa propria, da chi abita a Scorcola e chi abita in via Commerciale Alta soprattutto. Sono delle aree che attualmente non sono servite dal trasporto pubblico locale proprio perché il tram è fermo. Una delle grosse criticità è che è stato fermo 10 anni. Ora, teoricamente, prossima settimana dovrebbe ripartire, ma hanno già annunciato che ci sono altri 20 milioni di investimenti, di spese da fare per la linea. Ma perché questo? Perché è emerso da alcuni documenti che abbiamo chiesto noi del Movimento 5 Stelle e che ieri abbiamo portato in commissione, che la Regione ha chiesto di rifare completamente il tratto funicolare, che è il tratto che va da Piazza Casali, c'è tutto il tratto che fa col carro scudo, che fa fino alla stazione sopra. Quel tratto va totalmente rifatto e la chiede proprio la Regione: dovete rifarmi tutto il progetto e rifarlo da capo, e quindi questa cosa qui probabilmente la si farà il prossimo anno. Ma perché è uscito fuori questo? Perché quando il tram il giorno della Barcolana, che c'è stato questo ennesimo guasto in cui la fune del tratto funicolare è uscita da quella sorta di tracciato in cui deve stare la fune, e quindi il tram, andandoci sopra, ha tranciato, ha rovinato la fune, che poi appunto hanno dovuto sostituire i giorni successivi. Insomma, è emerso che questa fune è uscita perché i bulloni di quella traversa erano allentati, e quindi il giorno dopo cosa hanno fatto i tecnici? Hanno controllato tutte le traverse della funicolare ed è emerso che 400 traverse del tratto funicolare avevano i bulloni allentati, e questa cosa non è uscita, però anzi, quindi lo rendo più noto adesso che in altre occasioni. Un'altra cosa molto interessante, che con questo qui non è che sto dando la colpa delle responsabilità specifiche a adesso i vertici del trasporto o altro, perché tutte queste criticità sono state generate da anni, da 30 anni e più, di interventi non, come dire, coordinati sulla linea. Quindi si fa un lavoro e poi se ne fa un anno dopo un altro senza coordinarsi. Vi faccio un esempio: 2 anni fa sono state cambiate diverse rotaie, adesso sono arrivate le nuove linee guida dell'Ansfisa, che è l'ente che deve controllare, ha la competenza sul tratto quello in orizzontale, quello piano, ed è emerso che adesso dovranno cambiare di nuovo tutte quelle rotaie che hanno cambiato 2 anni fa, per cui si tratta di interventi a spot, che poi non c'è una visione complessiva, e quindi emergono poi tutte queste spese. E quello che volevo appunto dire, e poi ti lascio la parola, è che è emerso da questa relazione della Regione, che appunto ha competenza sul tratto funicolare, che si stima che le rotaie del tratto funicolare, ma in generale può essere tanti altri punti delle rotaie del tram, vista anche la distanza delle rotaie che coincide con quella dei tempi dell'Austro-Ungheria, che le rotaie siano antecedenti al 1928, le traverse delle rotaie. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo delle traverse da più di circa 100 anni e che però la durata media delle traverse, e lo dice sempre la relazione tecnica della Regione, è tra i 30 e i 50 anni con una manutenzione ordinaria. E noi invece abbiamo avuto le traverse con 100 anni di età e con bulloni allentati. Infatti i risultati si sono visti, e adesso si dovranno fare una marea di spese e investimenti sulla linea. Il capolinea di Piazza Oberdan adesso dovranno spendere, appunto, tra pochi giorni teoricamente dovrebbe partire la gara d'appalto. Io mi chiedo perché sia partita appena adesso, ma lasciamo stare questo aspetto. Dovrebbe partire la gara d'appalto per rifare il capolinea di Piazza Oberdan, che anch'esso è molto importante. In definitiva adesso probabilmente ripartirà per l'estate, ripartirà un po' di settimane, un po' di mesi, poi dovrà fermarsi di nuovo per la revisione ventennale, per fare tutti questi altri tipi di lavori. Insomma, abbiamo un tram che purtroppo non riuscirà ad avere una ripartenza definitiva. Uno degli aspetti che è emerso ieri, o meglio non è un aspetto, però è una possibile considerazione e riflessione su cui io adesso devo ancora farmi un'opinione, però
ci tengo ecco, che se ne parli. Un'ipotesi del presidente di Trieste Trasporti, che poi intanto tra l'altro anche voi ospitate, è quella di avere delle carrozze identiche del tram, però con una struttura interna moderna. Ora, nonostante io sia un fan di, in generale, queste infrastrutture di mobilità, come dire, anche un po' storiche, dobbiamo tutti renderci conto che è un'infrastruttura che ha ormai veramente tanti anni, su cui hanno fatto una manutenzione oggettivamente poco consona, perché veramente non si possono fare degli interventi un po' a caso, ma servirebbe avere un progetto d'insieme. E poi appunto sono dei costi veramente incredibili per la città. Magari si potrebbe tenere delle vetture appunto per quando ci sono, non so, i festivi o quando ci sono delle occasioni speciali, ovviamente con anche la struttura interna, quella storica, però la funzione principale secondo me del tram deve essere il trasporto pubblico locale, e quindi il servizio pubblico per portare la gente a casa e farla andare in città senza dover per forza muovere l'auto o il motorino. Dovremmo un po' aprire un ragionamento. Ci sono ancora tanti temi, ma purtroppo stiamo pian pianino avviando verso la conclusione. Dobbiamo parlare ovviamente ancora del clou, che sono la questione delle elezioni comunali. Mancano 10 mesi, c'è stata appunto questa coalizione che si è presentata tra novembre e dicembre, se non sbaglio, dell'anno scorso, e state continuando a vedere quei programmi. Questo ci hanno già detto diversi leader del centro-sinistra che sono venuti qua. Secondo voi qual è l'identikit, senza fare nomi e cognomi, ma le caratteristiche che deve avere il candidato sindaco, e secondo voi quando verrà scelto? Ma io auspico che venga scelto il prima possibile, ovvero entro quest'estate, e dopodiché io parto dal presupposto che sia una persona che vive la città, cioè una persona che conosce le esigenze di chi vive qua in Piazza Verdi, di chi vive a San Giacomo, chi vive a Opicina, una persona che è in contatto con le realtà del nostro territorio, è una persona che si sia appunto distinta per aver messo l'interesse pubblico al primo posto. Sono delle caratteristiche un po' generiche, però io penso che dovremmo partire da questo presupposto, e ovviamente adesso dobbiamo capire assieme alle altre forze politiche quale potrebbe essere una figura adatta a questo ruolo, cioè al candidato sindaco. Quello che però io ritengo anche, e mi collego rispetto alla questione del candidato del centrodestra, qualunque sia il candidato del centrodestra, che sia quello in circoscrizione o Giorgia Meloni, indifferente chi, cioè qualunque sia il candidato del centrodestra, secondo me noi come coalizione progressista dovremmo comunque andare a proporre il nostro migliore candidato e giocare per vincere. Anche perché, ve lo dico, io sono abbastanza convinto che il margine di vincita ci sia, anche se dovesse candidarsi un Federica o qualcun altro, perché qua si tratta appunto di avere una visione, un'idea della città che la nostra è differente da quella loro. C'è un Federica che si candida con Serena Tonelli, che non solo è vice sindaco ma anche adesso è addetto di schieteria di Federica proprio in regione. Allora sono gli stessi che hanno proposto l'Ovovia. Allora cambia un po' la facciata, ma alla fine il contenuto è lo stesso, cioè tu mi puoi cambiare la data di scadenza, ma alla fine il prodotto è sempre lo stesso, e questa è un po' la mia opinione. Secondo te il candidato che verrà fuori deve ancora essere, il nome potrebbe essere un nome nuovo rispetto a quelli venuti fuori? Ma può anche essere, sono venuti in realtà diversi nomi fuori. Io devo essere sincero che tra i nomi che sono emersi ce ne sono alcuni che ritengo validi personalmente. Ci ho detto, è anche vero che all'interno del nostro contesto cittadino ci sono anche persone che sono riuscite a distinguersi per merito, per competenze, per interesse rispetto alla città, e che non fanno direttamente politica. Però voglio anche dire che io credo che la politica debba essere una cosa, cioè nel senso, per me la politica deve essere una cosa, come dire, onorabile, ma nel senso vero, cioè che uno si mette a disposizione per, non che uno si debba approfittare della cittadinanza, cioè bisogna porre l'interesse pubblico al primo posto. E voglio anche dare dignità, perché almeno io lo faccio in buona fede, e come noi anche tutti quelli del Movimento 5 Stelle, ma sono anche sicuro anche gli altri della nostra coalizione,
noi mettiamo appunto al primo posto l'interesse della città e l'interesse pubblico, e noi facciamo politica con questo obiettivo qui e non con altri obiettivi. Per cui su me sarebbe anche da dire che il candidato sindaco sia anche, cioè sarebbe bello secondo me che fosse anche comunque una persona che proviene dalle forze politiche, perché le forze politiche secondo me sono in prima linea, almeno noi siamo stati 5 anni come proprio opposizione in prima linea, proponendo, non facendo solo critiche ma anche facendo proposte rispetto all'amministrazione di piazza, e quindi secondo me siamo anche in grado di proporre una figura politica che viene dalle nostre forze politiche in grado appunto di governare la città. Poi questa è una mia preferenza, se dovesse però emergere una figura anche esterna all'ambito politico in grado comunque con dei valori, in grado di porre l'interesse pubblico al primo posto, secondo anche il programma elettorale che stiamo scrivendo e che ovviamente scriveremo assieme alla cittadinanza, allora ben venga. Però ecco, io in conclusione spero che si possa definire tutto entro quest'estate. Benissimo, ovviamente ritroveremo con noi Enrico perché abbiamo una marea di domande ancora che dobbiamo affrontare di temi, però ovviamente il tempo è quello che è. Veloce il tempo, quindi insomma tanto alla fine qua non andrà mai in vacanza perché avremo modo e maniera di trovarci. Ringraziamo Enrico Sossi, autorevole esponente del Movimento 5 Stelle Trieste. Buon lavoro. Grazie Luca, ciao.